Non c'è stata fino ad oggi una altrettanto energica e analoga posizione del sistema associativo, che in maniera molto responsabile sta facendo carico non di portare le persone in piazza, ma di provare con la giunta regionale ad avere un dialogo che sia costruttivo, perché i problemi vanno affrontati e risolti sulla base della concretezza e non degli annunci. Noi avremo il 22 un incontro e torneremo a richiedere e a reclamare concretezza, perché abbiamo bisogno di fatti. Molti dei fatti che vengono enunciati sono dei fatti che, come dire, non trovano poi rispondenza nelle cose. Sappiamo che la complessità del governare è tale, e questo elemento di responsabilità che fino ad oggi ci ha caratterizzato tutti è la conferma di questo fatto. Ma se non arrivano i segnali che ci attendiamo, evidentemente, ovviamente, li valuteremo in maniera negativa e torneremo anche a fare quello che non vogliamo fare, quindi a prescindere da chi governa, stia al centro, a destra o a sinistra. Quindi martedì si apre anche con l'assessore all'artigianato un confronto su un insieme di questioni che responsabilmente noi abbiamo posto alla giunta regionale anche attraverso il sistema di Rete Impresa Italia, e sulla quale abbiamo bisogno di risposte concrete, perché diversamente finiamo per essere spazzati via, come giusto e normale, e la politica deve dare risposte, così come noi, per la funzione e per il ruolo che esercitiamo. Quindi noi raccogliamo questo invito e ovviamente lo rilanciamo, e insieme proviamo a fare qualcosa di utile, perché il tempo degli annunci, degli slogan e dei proclami purtroppo è terminato ed è finito. Posso dire una cosa? Si occupa di queste materie in modo diffuso e in modo specifico l'assessore da pochissimo tempo. Con leggermente io richiamo... No, vorrei ricordare a tutti voi che quando uno entra nell'apparato della regione non è che trovi delle persone pronte a risponderti come a casa tua, dove tu premi un campanello o tu chiami e arriva la gente pronta ad agire. Io vi posso assicurare che, al di là delle cose che raccontiamo, il vero obiettivo è quello di prendere di petto la dirigenza e la burocrazia regionale, perché a me dà l'idea, se vi può essere utile come ragionamento per non entrare in altre cose, è come che la mattina alle 5 arrivi una squadra di operatori che si mettono una casacchetta e spalmino di colla tutti gli usci, tutti gli ingressi, le scale, gli ascensori delle attività regionali. La regione in realtà non è fatta da 12 uomini e un presidente, è fatta da un apparato di migliaia di funzionari regionali che hanno una visione un po' strana, forse poco romantica e anche poco efficiente, delle esigenze del comparto. Quindi, al di là di raccontarvi questo, ma è necessitato dalle parole di Francesco, è evidente che la battaglia vera, questa regione, come qualunque altro apparato, perché non parliamo delle altre regioni e degli altri ministeri, tu la vincerai quando sconfiggerai la burocrazia, che è una specie di mostro, di mommotti che tu non vedi, ma che è fatto da un protocollo che può essere adottato in un secondo con tutta l'intelligenza digitale del momento e impiega 3 giorni. Se impiega 3 giorni un protocollo, come può fare un protocollo legislativo ad essere adottato in tempi brevi? Questa è la vera vittoria, portare a casa. Io mi accontenterei di questo straordinario risultato negli interessi vostri, della collettività che lavora, che è operosa, che deve andare a Cagliari 50 volte e che non decentra magari un ufficio che potrebbe sbrogliare completamente la matassa. Ne approfitto anche per anticipare. Il 22 parleremo anche di CPA. Bisogna parlarne una volta per tutte, perché altrimenti sembra che le cose funzionino ma solo da un punto di vista. Bisogna affrontarle, le cose sono cambiate. Parliamo anche di CPA, lo posso anche annunciare. Io sono per lo scioglimento delle CPA, ma non perché sono contro le CPA, è che rappresentano un motivo ostativo a una certa funzionalità, perché per riunire un collegio, un consiglio di amministrazione che è fatto a 10-12 persone quando c'erano, o da un commissario che deve partire da Cagliari, che costa oltre 300.000 euro ogni CPA, dico, ma io le rimetto a vantaggio della collettività artigiana. Questo deve passare come ragionamento e riflessione. Io utilizzo le camere di commercio quale motore che possa sbrogliare la matassa.
La sfida è questa, le confederazioni artigiane sono disposte ad accettare questo tipo di sfida? Se sì, siamo sulla strada giusta. Quanto ci riguarda è proprio una porta aperta. Noi tra l'altro chiedo scusa. Per questa sorta di che ha tolto spazio, però ecco, rispetto a questa questione, noi sulle CPA abbiamo già 2 anni fa preso una posizione. Noi non siamo interessati a mantenere in piedi nulla che crei intralcio alle normali procedure che devono sovrintendere a... Quindi siete d'accordo con il Siamo d'accordo e proponiamo, e quindi te lo anticipiamo e vedrai... Se siete d'accordo il 22, io il 25 decreto lo scioglimento delle CPA. Sulla pubblica amministrazione, Luigi, sulla pubblica amministrazione... No, ma bisogna dirle però davanti a tutti. Sì, la classe dirigente, quindi la politica, la classe dirigente, deve scioglierlo questo nodo, perché è 20 anni ed è vero, che noi parliamo di pubblica amministrazione con meccanismi e bizantinismi che sono il residuato anche di una situazione, di un lascito borbonico. Allora, indichiamoli alla pubblica opinione quali sono, perché dobbiamo sciogliere la contraddizione di un sindacato che scende in piazza e che poi spesso e volentieri ovviamente fa ostacolo perché ci siano condizioni che portino a semplificazione amministrativa e a forme che consentano di poter operare con funzionalità ed efficienza. Allora, indichiamole. È atteso da 2 anni un provvedimento sulla semplificazione amministrativa. Si faccia, si verifichi, ci sono norme sul personale che conosciamo bene, le vogliamo indicare quali sono e ognuno si assuma la responsabilità di modificarle, perché questa storia che da 20 anni continuiamo a dire le stesse cose, da quella parte dell'uditorio non siamo più credibili. Quindi bisogna iniziare a fare. Questo è con questo spirito. Chiudiamo questo intermezzo. Ma credo sia utile, è interessante. È bello parlare di questo.